Il coniglio arrosto io lo faccio sempre sul fuoco, non in forno, perché secondo me diventa troppo asciutto. Il coniglio tagliato a pezzi e asciugato bene. La carne del coniglio è abbastanza magra, quindi bisogna mettere questo è l'aspetto molto importante, carne molto magra, bassissimo contenuto di calorie, pochi grassi, assolutamente dietetico, carne molto quindi adatta a chi ha problemi di peso. Allora, poi diremo quante calorie ha il tuo piatto. Se il mio ne avrà di più perché ho messo un po' di lardo. Sì, per il condimento, certo. Un pochino di lardo, ovviamente mettiamo i pezzi di coniglio. Ricordiamo che il coniglio, essendo una carne piuttosto compatta, ha bisogno di una cottura all'inizio lenta, per non farlo subito rosolare, altrimenti indurisce e diventa abbastanza coriaceo. Le erbe aromatiche ci permettono di dare molto sapore e di risparmiare sul condimento, quindi ricordiamoci sempre di utilizzarle le erbe aromatiche, perché sono un valido ausilio per avere una cucina saporita e leggera al tempo stesso. Mettiamo il rosmarino. Comunque vedi, deve appena rosolare, non diventare subito scuro, proprio per evitare che diventi la carne piuttosto consistente. Lo stesso che per il maiale, lo sfumiamo con il vino bianco e poi, quando è sfumato, lo lasciamo sempre andare pianino. Io aggiungo pochissimo, lascio che veramente che si cuocia con i grassi suoi. Il grasso del coniglio non è buono, io lo tolgo tutto. Poi soprattutto si cuoce con la sua umidità, con l'acqua che ha dentro. Ecco. E questo poi naturalmente dipende dal tipo di coniglio, perché se è un coniglio di allevamento si cuoce in breve tempo, se è un coniglio magari allevato in casa che è molto più vecchio, quindi ha bisogno di più tempo, comunque un'oretta e mezza al massimo. Questo è il risultato finale. Sì, ecco, allora forse è il caso di ricordare che una porzione di questo coniglio arrosto apporta solo 180 calorie, è una quantità di grassi molto bassa, quindi direi che è un piatto sicuramente leggero, anche questo a basso contenuto calorico. Tenendo presente anche che adesso ci avviamo verso la primavera e usciamo dall'inverno, le giornate si allungano, è il momento un po' di rimettersi in forma, di riprendere a mangiare correttamente, e per chi non l'ha fatto durante l'anno può essere il momento per cominciare a fare attività fisica all'aperto con una certa costanza e regolarità. Lo accompagniamo col carciofo, che è la classica verdura romana. Questa è la mamma romana. Sì. L'ho pulito, l'ho sbollentato e adesso lo riempiamo e lo cuociamo. Intanto diciamo, ecco, che il carciofo, come tutte le verdure, ha un basso contenuto calorico, è ricco di sali di ferro, per cui un certo apporto di ferro lo dà, specie nelle diete latto-vegetariane dove non c'è la carne. C'è anche del potassio, non ha molte vitamine, ne ha poche di vitamine, e contiene anche una sostanza che si chiama cinarina, che stimola la secrezione biliare, per cui è una sostanza che può aiutare persone che hanno difficoltà digestive. Va però assunto con molta attenzione se abbiamo dei calcoli al fegato o se abbiamo dei problemi al fegato, bile molto spessa o tendenza ai calcoli, perché in questo caso il carciofo aumenta la secrezione biliare e quindi facilita l'insorgenza dei calcoli. In tutti gli altri casi, diciamo, è un buon digestivo. Non a caso c'era anche un famoso amaro a base di carciofo che doveva servire come digestivo. Ecco, il carciofo quindi è una verdura molto interessante per il ferro, per il basso contenuto calorico e per questa cinarina che aiuta nella digestione. Siamo sull'ordine delle 20 calorie per 100 grammi, quindi anche qui, come tutte le verdure, bassissimo contenuto calorico. Si può naturalmente cominciare a cuocere già direttamente. Però io ho scoperto un piccolo trucco. Per far cuocere un carciofo così ci vuole come minimo un'ora e mezza. Pentola a pressione no? Io non la uso. Lo faccio sbollentare in acqua, un pochino di sale, un goccino d'olio e un po' di vino bianco. Quindi alla fine il risultato è questo. Adesso vi faccio vedere. Poi cosa faccio? Trito un po' di prezzemolo. Prezzemolo, abbiamo già detto molte volte, è ricchissimo di vitamina C, ma veramente tanto ricco di vitamina C. Si impasta un pochino di pangrattato
sale. Meglio usare sale iodato per le parti nostre. Si può usare sia l'olio anche il burro. Per la verità, una volta le nostre mamme usavano il burro, sai com'è? Noi invece che siamo per la dieta mediterranea privilegiamo l'olio extravergine. Riempiamo. Sì, classico riempimento. Ecco, e poi mettiamo in tegame un filino d'olio. Se vi piace l'aglio. E poi mettiamo così, lasciamo, copriamo con un pochino d'acqua oppure anche un po' di vino bianco se vi piace il sapore, però di solito, e lo lasciamo cuocere, anche in poco tempo viene cotto. E questo è il nostro piccolo contorno. Adesso prepariamo il piatto. Finché il dottore non guarda, noi mettiamo questo in vicino. Un rosmarino e il nostro carciofo. E questo è il nostro coniglio con il carciofo. Naturalmente se qualcuno non ama il coniglio si può fare nella stessa maniera il pollo, che naturalmente avrà una cottura molto più breve, o la faraona. La prossima puntata di aprile invece sarà all'insegna del riso, come vi ho detto prima, quindi io vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo mese. Bene, arrivederci. Arrivederci.